Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Prima di darvi conto della cronaca da tutte le nostre province, vediamo un titolo che farà la storia, e cioè l'annuncio di Trump. Gaza ha raggiunto l'accordo di pace, Israele cessate il fuoco dopo l'ok del governo. Il ministro Smotrich dice voterò no, ostaggi, ritiro dell'esercito, disarmo di Hamas, i punti dell'intesa e i nodi ancora da sciogliere. Ovviamente festa per la liberazione dei 2000 circa prigionieri palestinesi, alcuni di questi condannati all'ergastolo, ma soprattutto la festa dei parenti dei 48 ostaggi, molti dei quali sono morti, non si sa ancora quali siano gli ostaggi che hanno perso la vita nei cunicoli di Hamas. Si parla di una ventina di ostaggi che potrebbero ritornare a casa. Quindi è una notizia importantissima e passiamo alla cronaca delle nostre province. Andiamo nell'Alto Vicentino, a Rosada, Chiara Gaiani, perché c'è stato un inseguimento, una folle corsa di banditi, probabilmente dopo una rapina, dopo un furto, che si sono schiantati poi alla fine contro un tir, sono stati arrestati. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Alessandro Costacurta ci troviamo lungo la statale Valsugana che taglia in due il centro di Rosà. Lo scontro di cui parlavi è avvenuto proprio qui. Già le immagini del collega vi restituiscono la situazione che si vive nel centro di Rosà, sempre trafficatissimo a qualsiasi ora del giorno. Provate a immaginare cosa poteva essere ieri pomeriggio intorno alle 5:15. Un serpentone ininterrotto di auto e di mezzi pesanti, e tra l'altro anche molte persone che si muovono lungo i marciapiedi. Quello dove ci troviamo noi è abbastanza ampio, quello dall'altra parte dove è avvenuto lo schianto invece è poco meno di 1 metro. Peraltro c'è un laboratorio orafo, c'è anche l'oratorio. Che cosa è accaduto? Un'auto, una Kia Sportage, arrivava a folle velocità. Secondo alcune ricostruzioni, non da sud, da Cittadella, come è stato riportato oggi erroneamente, ma da valle, quindi da Bassano, per poi aver già fatto un'inversione di marcia una volta arrivata qui, braccata dai carabinieri dopo aver compiuto una rapina. Non abbiamo ancora i dettagli su quanto sia accaduto prima delle 5:15. Speriamo insomma che si delinino meglio nel corso delle prossime ore che cosa è accaduto. Braccata dai carabinieri, 2 banditi hanno tentato davvero, dopo aver peraltro tamponato già un'altra auto, hanno tentato di superare la lunga fila di mezzi infilandosi nella carreggiata opposta a quella in cui ci troviamo con il collega e finendo letteralmente incastrati tra 2 mezzi pesanti, accartocciati e addossati poi al muretto che vedete dall'altra parte della strada. Allora io vi lascerei adesso alla testimonianza di una persona che di fatto si è vista entrare i banditi nel negozio. Vi proponiamo l'intervista raccolta davvero pochi minuti fa a Enrico Bordignon, che è il titolare del laboratorio orafo che vedete alle mie spalle. Enrico Bordignon, lei stava facendo una telefonata, era proprio affacciato alla finestra della porta? Sì, era proprio una telefonata con un cliente, sento le sirene e ovviamente vado verso la porta per vedere cosa succede. In quell'attimo lì, in una frazione di secondo, mi sono visto una macchina sfregiarmi davanti sopra il marciapiede, ovviamente in senso contrario, e col botto incastrarsi tra un camion e la muretta, insomma non poteva passarci. Che apro la porta, scendo dal pianerottolo, nel frattempo si ferma la macchina dei carabinieri, li guardo, scendono con la pistola in mano, quindi rientro in negozio e sto tranquillo, insomma, e poi tutto quello che è successo, insomma. C'è stato un problema, erano incastrati, non potevano neanche uscire dalle portiere da quanto incastrati, tra la motrice del camion a destra e a sinistra la muretta erano impossibili, ma devono essere stati anche tramortiti dal gran botto, una botta l'hanno presa senz'altro. E poi ovviamente i carabinieri con pistole in mano, fermi, non potevano muoversi, non potevano aprire il portiere,
col calcio della pistola ha rotto il lunotto posteriore, così a quel punto lì l'ho sentito gridare fermi, non muovetevi o altro, e poi sono intervenuti i colleghi, io comunque ero qui tranquillo dietro la muretta, insomma, ecco. Ha avuto paura? Ma adesso ancora mi emoziona. Io dico chiaro e tondo, a me sono tremate le gambe per un'ora di sera, cioè, veramente non pensavo di avere una reazione del genere, ma vedere la scena non è un film che stai guardando, è una scena reale. Ti tremano, a me sono tremate le gambe, un'oretta non riuscivo a capire, eppure tremavano. Una situazione non mi è mai capitata una cosa del genere. È un miracolo che non si pianga un ferito o un morto. Ma francamente sì, perché questo qua si passa sempre, già i ciclisti a volte passano sopra il marciapiede, a volte devo stare anche attento quando esco dal pianerottolo, che scendo dal pianerottolo, nel marciapiede devo stare attento perché mi passano i ciclisti proprio perché schivano il semaforo, schivano la colonna e vanno verso il semaforo tramite il marciapiede, ma da aver paura, cioè a volte da prendere paura dal ciclista ti passa in mano. Pensi a quello, pensi alla signora in bicicletta tranquilla che può anche starci, la donna col cagnolino che può starci, per carità, ma la macchina in senso contrario così, e chi si aspetta una cosa del genere? Questo è il fatto, ma mi viene ancora un attimo di ansia solo a pensare alla scena. Ecco, avete sentito la concitazione anche nelle parole del testimone che l'ha rivissuta davanti ai nostri occhi. Poteva davvero essere una strage. Questa strada è rimasta bloccata a lungo fino alla tarda serata per permettere i rilievi dei carabinieri. Avete anche visto, e vi do un'altra notizia, che Enrico Bordignon presentava sotto l'occhio destro un vistoso cerotto, perché, e ve lo racconteremo nei TG di questa sera, ieri sera è tornato a casa, vive a Tezze sul Brenta, per sgranchirsi poco prima delle 9 è uscito a fare una passeggiata lungo la pista ciclabile e pensate, racconta un ragazzo lo ha colpito con un pugno, partito a freddo, non si sa perché, tanto che poi è andato a farsi medicare in pronto soccorso e ha addirittura, pensate, 3 punti di sutura. Davvero delle ore terribili quelle vissute da quest'uomo, in realtà tutta dalla comunità pedemontana. Ecco, se non ci sono altre per ora, insomma, noi ci fermiamo qui. Ringrazio il collega Alessandro Costacurta. Da Rosà la linea può tornare allo studio. Grazie Chiara Gagliani, Alessandro Costacurta per la parte tecnica della redazione di Bassano del Grappa. Ci collegheremo più tardi con Christian Arboi perché, come ripetiamo da mesi, questo è un territorio che ormai è affollato di rapinatori, ladri, furfanti di ogni genere, truffatori, e non facciamo altro che raccontarne le imprese. Ultima della serie è quella di ieri sera, quando dei ladri sono entrati nella casa di Claudio Beltramello, candidato alle regionali con il Partito Democratico. La compagna era insieme a una bimba, alla figlia, si è trovata di fronte il ladro. Sentiremo poi tutti i particolari dallo stesso Beltramello e oltre a ladri e rapinatori ci sono anche i mafiosi. E c'è stata una clamorosa operazione dei carabinieri di Cortina a Belluno, sono state arrestate 3 persone che facevano parte di un clan dedito allo spaccio di droga, che avevano messo le mani volevano mettere le mani sugli appalti delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026. Vediamo. Dalla capitale alle vette delle Dolomiti, dai salotti dei Parioli ai locali della Movida di Cortina, una scalata criminale durata anni, costruita su droga, violenza e metodo mafioso. Loro sono Leopoldo e Alviseco Bianchi, ex ultras della Lazio, legati ai vecchi irriducibili. Un nome su tutti, Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, assassinato nel 2019. Un'amicizia usata come lasciapassare criminale, come marchio di potere. Hanno cominciato dalla droga. A Cortina avevano messo in piedi una rete di pusher, minacciando chi non pagava, pestando gli spacciatori non autorizzati.
Poi il controllo dei locali, eventi imposti con la forza, PR e DJ reclutati sotto minaccia, sicurezza gestita da uomini fidati. Il tutto sotto una società con sede a Roma usata come paravento. Ma il passo successivo è stato ancora più ambizioso: gli appalti per le Olimpiadi invernali del 2026. Un modus operandi inquietante, interrotto dal blitz dei carabinieri della compagnia di Cortina, che con i colleghi dei nuclei investigativi di Belluno e di Roma è stato interrotto nelle scorse ore. 3 le ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, una ai domiciliari, un obbligo di dimora nella capitale, eseguite su ordine del GIP di Venezia, al termine di un anno di indagini serrate sviluppate da un'attività in materia di stupefacenti della Procura di Belluno risalente al 2022. Un'infiltrazione silenziosa ma precisa, con incontri, pressioni e perfino un messaggio minatorio a Stefano Ghezze, assessore comunale di Cortina, reo di non avere ricambiato il loro presunto supporto elettorale non richiesto né accettato. Il progetto criminale smantellato con l'operazione Reset, coordinata dall'antimafia, seguiva 3 fasi: controllo dello spaccio, controllo della movida, controllo degli appalti. Un piano meticoloso confermato anche da un collaboratore di giustizia e documentato da intercettazioni, pedinamenti e testimonianze dirette. Tra gli episodi più violenti, il sequestro di un uomo rinchiuso nel portabagagli di un'auto per un debito di droga, il pestaggio di 2 dipendenti di un ristorante e di un albergo di Cortina perché vendevano stupefacenti senza autorizzazione, e ancora minacce di morte al gestore di un noto rifugio della Conca a cui venivano imposti i propri servizi ed eventi, l'aggressione a un organizzatore di eventi trascinato nei boschi in pieno inverno, picchiato e minacciato con una pistola, intimidazioni a imprenditori locali, richieste estorsive e la volontà chiara di diventare i nuovi padroni della regina delle Dolomiti. In regia questa mattina Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Vediamo le reazioni dopo questa operazione che ha portato all'arresto di questi mafiosi. Pensate che avevano rivolto anche minacce molto brutali nei confronti di alcuni proprietari di locali perché volevano impadronirsi anche della movida cortinese. Sentiamo le reazioni. Sono rimasto scioccato che anche a Cortina avvengano certe cose, però quello che ci tengo a dire prima di tutto, intanto ringraziare la Procura di Venezia, il comando dei Carabinieri di Belluno con il maggiore Bui per l'ottimo lavoro investigativo che ha fatto sì che questo non accadesse a Cortina. Scioccato il primo cittadino di Cortina all'esito dell'indagine della Procura di Venezia che ha disarticolato il gruppo criminale che, oltre allo spaccio di stupefacenti e al controllo diretto e indiretto di alcuni locali pubblici, stava tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici delle oramai imminenti Olimpiadi invernali, sotto il tiro dei fratelli Cobianchi legati al temuto clan romano dei Piscitelli sin dalla campagna elettorale. Stefano Ghezze, assessore comunale di lungo corso a Cortina. Mi fa molto dispiacere che abbia subito queste pressioni, però questa è la dimostrazione di una società sana che non risponde alle minacce o comunque a quelle che possono essere, diciamo, delle presunzioni per cui la gente si sente autorizzata a venire sul territorio e pensare che si possa condiscendere a delle cose che non si possono fare, e quindi questo è un messaggio forte. A Cortina non si attecchisce, non attecchisce la malavita. Leopoldo e Alvise Cobianchi si erano avvicinati a Ghezze in qualità di imprenditori capaci di influenzare le elezioni amministrative in cambio dell'ottenimento di appalti per i lavori preolimpici. A elezioni avvenute il clan aveva inviato a Ghezze, tramite un dipendente dell'azienda di cui è titolare l'assessore, un messaggio minatorio in cui reclamavano l'assegnazione di lavori. Un quadro davvero inquietante che certo non ha fatto passare notti tranquille. Sentimento condiviso da cittadini esercenti che, sebbene impauriti da minacce e intimidazioni, una volta convocati dai carabinieri hanno raccontato dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Fatti sui quali interviene con fermezza il presidente della regione Luca Zaia. Se si è verificato questo vuol dire che i sistemi di controllo funzionano. C'è un tavolo importante con la prefettura, tutto quello che è contro la corruzione, contro le infiltrazioni, sono schierate molte forze. Io l'ho detto fin dall'inizio che questo era un mantra per noi, e penso che il fatto che ci siano magari identificate già delle prime anomalie va nella direzione che il sistema di controllo funziona. L'indagine non è ancora conclusa. L'invito ai cittadini ampezzani, a chiunque fosse a conoscenza di notizie di interesse relative ai fatti, di rivolgersi ai carabinieri o alla magistratura per
riferirle. Noi con tutte le forze dell'ordine abbiamo una collaborazione assidua in merito al fatto che se vediamo delle cose che non ci convincono ci rivolgiamo immediatamente a loro, e altrettanto deve valere per i cittadini. Non sottovalutiamo azioni che magari possono sembrare così strane. Se abbiamo qualche sospetto, le forze dell'ordine sono lì per ascoltarci. Una sciocchezza può invece essere un grande valore per un'indagine e far sì che Cortina rimanga comunque quel posto sano che è, dove comunque la malavita non attecchisce. Servizio di Tiziana Bolognani. Ieri sera aspettavamo a Focus uno degli ospiti, Claudio Beltramello, candidato alle prossime regionali con il Partito Democratico, ma poco prima dell'inizio ci ha telefonato Jacopo Bulgarini Delci dicendo che Beltramello aveva subito un furto e inviandoci un altro esponente del PD, Giacomo Nilandi. Beltramello aveva appunto subito un furto e quindi non poteva intervenire. Beltramello è in compagnia di Christian Arboit mi pare a Treviso. A te Christian. Buongiorno direttore, eccolo Beltramello, dicevi bene, lo stavi aspettando, lui era pronto per venire in trasmissione da te, ma ha avuto questa disavventura, una brutta disavventura con la compagna che si è trovata di fronte il ladro, quindi sono stati attimi, momenti davvero concitati di apprensione, quelli vissuti ieri sera nell'abitazione di Beltramello a Castelfranco. Sono circa le 8, no? Beltramello, ci racconti? Sì, stavamo finendo la cena che avevamo anticipato proprio perché dovevo venire da lei, direttore, ospite a Focus, e alla fine della cena la mia figlia era molto stanca e sole, e quindi la mia compagna ha detto guarda, la porto su. Dopo pochi secondi ho sentito urlare e ovviamente mi sono precipitato su perché la mia compagna aveva visto dalla finestra del terrazzo della nostra camera una persona fuggire e poi andando su ovviamente anche con la paura che ci fosse rimasto qualcuno dentro, quindi abbiamo aperto le altre porte, io e il nostro figlio più grande, e quindi ci siamo accertati che in realtà fosse fuggito. Però grande paura perché eravamo in casa, quindi non ci si aspetta che i ladri in un centro abitato, perché io abito a Castelfranco Veneto, in una zona residenziale con molte case, che entrino i ladri mentre tu sei in casa, quindi questa è stata la cosa triste, poi cioè triste e anche ovviamente che ci ha messo in allarme. I bambini sono sotto shock, mi diceva. Sì, perché piccolini non capiscono perché, quindi Sole ha 7 anni e ne ha 4, quindi hanno iniziato a dire ma perché vanno a rubare nelle case, perché non vanno a lavorare? E poi mia figlia, così come riflessione, ha detto ma questi ladri hanno dei bambini, cosa raccontano ai loro bambini? Insomma, una bambina di 6 anni e mezzo che fa queste considerazioni. Ma alla fine vi hanno portato via qualcosa, paura e danni? Allora, il danno principale l'hanno fatto a questa grande porta finestra che hanno dovuto scassare, tra l'altro non si sa neanche come abbiano fatto a non far rumore perché noi eravamo esattamente sotto nella cucina che è al primo piano e loro stavano insomma, hanno fatto l'effrazione al secondo piano, però alla fine non hanno trovato niente perché non c'era niente da rubare. Inizialmente pensavamo a un orologio che era un ricordo di famiglia, ma in realtà l'abbiamo ritrovato, e quindi niente, la paura, soprattutto lo shock della mia compagna che l'ha visto e dei bambini che ovviamente hanno capito che c'era qualcosa ovviamente di molto negativo, e poi la finestra rotta. E io direttore ti faccio sentire le parole, la testimonianza della compagna di Beltramello, Diana. Sentite Diana. Ecco, io sono arrivata qui e li ho visti lì alla finestra fuori in terrazzo, ho visto il piede e probabilmente era appena uscito da quella finestra lì perché abbiamo trovato tutti gli armadi aperti e era appena entrato, probabilmente prima era entrato da questa finestra qui perché è scassinata, hanno fatto un buco e hanno aperto con un gancio la finestra.
Questa quindi la testimonianza, direttore, ma Beltramello, lo hai detto te, è candidato alle regionali per il Partito Democratico, ha un lungo percorso amministrativo alle spalle, quindi la riflessione politica, diciamo, va fatta, anche perché il tema della sicurezza sarà al centro della campagna elettorale, già lo abbiamo visto. Lei che riflessioni si sente di sviluppare dopo questa disavventura? Molto spesso anche la sinistra viene etichettata dagli avversari come permissiva, troppo permissiva. Beh, intanto ricordiamolo che il nostro candidato presidente Giovanni Manildo tra le priorità assolute ha messo la sicurezza, quindi questo va detto. La considerazione che faccio è questa: certamente bisogna avere certezza della pena se queste persone, questi ladri vengono presi, e quindi questo a valle bisogna avere più controlli, e quando abbiamo trovato i responsabili bisogna che non escano di prigione dopo 2 ore. Questo è indiscutibile, però bisogna fare un ragionamento a monte. Noi non possiamo solo proteggerci di più a valle o essere più cattivi con chi commette reati, dobbiamo andare a monte e capire perché le persone commettono reati, e quindi lavorare nel medio-lungo termine in parallelo al breve termine, che è la questione punitiva, con le premesse sociali che poi portano le persone a fare crimini, e quindi bisogna lavorare anche sul piano sociale per ridurre la marginalità, ridurre la povertà, e quindi non solo buttare via la chiave. No, non solo buttare via la chiave, altrimenti così diciamo, se noi continuiamo a non dare risposte al disagio sociale, alla marginalità e alla povertà, avremo sempre più crimini, e noi cosa facciamo? Ci barrichiamo dentro con il filo spinato e le guardie armate. Questo non è un vivere sociale che piace a nessuno. Noi dobbiamo lavorare nel breve termine per la parte di contenitiva, perché nel presente ci sono ovviamente i crimini, ma lavorare con una visione a medio e lungo termine, cosa che evidentemente, visto che governa da 30 anni e il centrodestra non è riuscita a fare, lavorare a medio e lungo termine per ridurre le cause a monte che portano le persone a commettere questi crimini. Senta, domanda, le chiedo una risposta telegrafica: voi avete capito la provenienza di questi ladri? Erano travisati? No, perché la mia compagna l'ha visto scappare dalla terrazza, perché per fortuna mentre lei si avvicinava lui è uscito dalla stanza e si è rimesso dalla terrazza da cui si era arrampicato, per cui non abbiamo la più pallida idea di che viso avessero, e anche i carabinieri hanno detto siete tra i primissimi della stagione, quindi non abbiamo nemmeno nessuna traccia di che tipo perché ogni tanto nelle città poi si viene a sapere che tipo di bande o soggetti girano, quindi nessuna idea davvero. Beltramello, grazie davvero, immagino che lei recupererà l'ospitata con il nostro direttore Baccialli. Sì, attendo, direttore, un altro invito sempre graditissimo, grazie. Grazie Claudio Beltramello, consigliere comunale per il Partito Democratico e candidato consigliere. Direttore, ti restituisco la linea con Edoardo Paris. Grazie Cristian Raboit, Edoardo Paris, davvero un saluto a Beltramello, senz'altro ci vedremo quanto prima a Focus. Intanto andiamo avanti con la cronaca nera. I carabinieri di Mira hanno arrestato un 21enne straniero accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e della sorella. Secondo le indagini, il 21enne il 29 settembre si è presentato a casa della mamma inveendo contro di lei, intimandole di ritirare la denuncia e minacciando che avrebbe dato fuoco alla casa e alla stessa donna. La madre ha espresso il timore che il figlio potesse attentare anche all'incolumità della sorella. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia. E ha tentato di investire per 2 volte un 20enne che camminava a bordo strada. È stato identificato dai carabinieri questo pirata della strada, un delinquente. È un ragazzo di 18 anni e ancora non si capisce perché abbia cercato di travolgere il giovane. Sembra addirittura che l'abbia scelto a caso. È accaduto a Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere.
Stava tornando a casa percorrendo via Fontane a Santa Maria del Rovere. Sono da poco passate le 3 della notte tra domenica e lunedì scorsi, quando un ragazzo di 20 anni viene sfiorato da un'auto che cerca di investirlo, non per una ma per ben 2 volte. Per evitare di essere travolto, il giovane si è gettato di lato finendo in un fossato e procurandosi lievi lesioni. Un episodio inquietante dai contorni ancora da chiarire, sul quale indagano i carabinieri di Treviso. Un ventenne che mentre rientrava a casa ha denunciato di aver subito per ben 2 volte un tentativo di investimento. Il secondo tentativo avrebbe riportato l'autovettura a una collisione con la staccionata, e in una circostanza è stato perso uno specchietto che poi ci ha consentito di individuare l'autovettura e il soggetto che la stava guidando. Grazie dunque allo specchietto perso nell'impatto contro una recinzione e alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno rintracciato l'automobilista, un 18enne che era alla guida di una Mini Cooper. Perché abbia cercato di investire per 2 volte il ventenne ancora non si sa. Al momento sembra che non ci sia una conoscenza pregressa tra i due, quindi stiamo approfondendo anche per dare la possibilità al pubblico ministero di dare una corretta qualificazione giuridica al reato. Restiamo a Treviso per l'aggressione alla troupe di Rete 4 da parte di alcuni giovani. Ne sono stati identificati 2, ma le indagini proseguono, e è intervenuto anche il sindaco di Treviso Mario Conte. La sua è una solidarietà condizionata. Ogni volta che arrivano in città, dice il sindaco riferendosi a queste troupe delle televisioni nazionali, succede qualcosa, e nelle immagini che vi mostriamo c'è la fuga della banda. Vediamo. Sei un sei un Eccola la fuga dei Maranza dopo l'aggressione denunciata dalla troupe di Fuori dal Coro, sequenze che non sono passate inosservate tra i residenti di via Zorzetto e delle strade a ridosso del PAM nel quadrante di piazza Borsa a Treviso, attimi concitati quelli vissuti lunedì sera in questo angolo di città, con 2 dei presunti aggressori che sono stati identificati dai carabinieri, un maggiorenne e un minorenne, entrambi italiani di seconda generazione, ma altri soggetti potrebbero essere coinvolti, come si evince anche da questo video. 3 almeno quelli che si vedono scappare a gambe levate, incappucciati, uno in particolare con sé anche un cane. L'ipotesi di reato è quella di lesioni e ingiurie, con la giornalista di Rete 4, Cristina Autore, colpita al ginocchio sinistro da una bottiglia. 3 i giorni di prognosi rimediati al cafoncello. Ora si stanno passando al setaccio le telecamere della zona, e poi ci sono anche le immagini girate dalla troupe di Rete 4 che già si trovava in città da qualche giorno per documentare il fenomeno delle baby gang. I Maranza non avrebbero gradito l'attenzione loro riservata. Un contatto con la giornalista c'era già stato alle fiere di San Luca. Condanna l'aggressione il primo cittadino, ma la sua è una solidarietà per così dire condizionata. So che da tanti mesi non succedeva niente in questa città, arriva una troupe di una televisione, di una TV nazionale, e succede l'aggressione. Ogni volta che arrivano in città succede qualcosa, voglio dire, era da tanti mesi che non succedeva nulla, e questo è un dato di fatto. Ovvio che il lancio della bottiglia e l'aggressione sono episodi, sono fatti gravi che devono essere condannati. I ragazzi sono stati già identificati e denunciati, e quindi pagheranno per quello che hanno fatto. Senta, ma quella zona è in preda alle baby gang, sì o no? Secondo me no. Parlare di Treviso in preda alle baby gang, francamente non lo trovo corretto, e soprattutto non lo trovo corretto nei confronti delle forze dell'ordine, che stanno facendo un lavoro impressionante. Sicurezza che in termini operativi significa anche istituzione di possibili zone rosse. Anche su questo Conte è chiaro. Sono i professionisti della sicurezza che devono dirmi se serve reintrodurre o meno la zona rossa. Per quanto ci riguarda, in base alle segnalazioni dei cittadini, non credo che in questo momento serva, perché, ripeto, sono state azzerate le richieste di intervento da parte delle forze dell'ordine, al netto di questo episodio che fatalità è successo in corrispondenza della presenza della troupe di Fuori dal Coro.
Ecco, e per evitare le aggressioni, le troupe che arrivano in Veneto devono evitare di andare all'assalto, cioè non si assalta nessuno, non si va con la telecamera direttamente da chi si vuole riprendere o intervistare, bisogna avvicinarsi e chiedere il permesso, perché anche i giornalisti devono essere persone civili. Certi sistemi li usano a Striscia la Notizia, le Iene, non mettono le telecamere nascoste, non si riprende di nascosto nessuno e se si deve fare un'intervista si va dalla persona che si vuole intervistare, che si tratti di Maranza o di qualcun altro, e si dice posso farle una domanda? E così si evitano poi incidenti. Questo dovrebbero sapere, diciamo, questi giornalisti che arrivano nel nostro territorio o in altri territori. E nel quadrante di Piazza Borsa si riaccende il dibattito sulla sicurezza. Vediamo. Questa è una zona di spaccio, hanno preso il controllo della situazione della zona, volutamente provocano le persone e le coprono di insulti, sputano, sporcano, fanno quello che gli pare. I soliti noti che spadroneggiano, sempre più impuniti. Questa è la fotografia scattata in Maranza del quadrante di Piazza Borsa, dove tra residenti e commercianti serpeggia inquietudine. La convivenza, dicono, è difficile. La gente qua è costretta ad andare avanti a testa bassa, tirar via dritto per evitare spiacevoli inconvenienti. Con l'aggressione alla troupe di Rete 4 il dibattito si riapre anche a livello politico, con il PD che stigmatizza le parole del sindaco Mario Conte. Non possiamo sempre minimizzare su ogni episodio che riguarda la sicurezza in città. I cittadini, i commercianti vanno ascoltati, i problemi che hanno segnalato li segnalano da molto tempo. Con gli operatori di strada che caldeggiamo nuovamente e speriamo che la situazione si sistemi un po', perché veramente quella zona è molto critica e molto difficile. Ma il cortocircuito è servito. Nel mirino finisce un'espressione usata in un messaggio da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi, che definisce fecciume straniero quello fatto entrare in Italia negli ultimi 15 anni, soprattutto quelli che ipocritamente vengono chiamati italiani di seconda generazione. È lo stesso Bertolazzi a chiarire poi come la sua invettiva sia rivolta esclusivamente agli stranieri che delinquono e all'atteggiamento giudicato permissivista della sinistra. Precisazioni o no, la polemica è comunque servita. E mi dispiace per Bertolazzi, non è calpestando la Costituzione e dando la colpa ancora una volta all'opposizione, che ovviamente in quanto opposizione non governa, non può quindi lasciare le responsabilità ad altri, ma deve cominciare a dare delle risposte che siano veramente utili per risolvere la situazione. Resta chi i dintorni di Piazza Borsa li frequenta ogni giorno e anche qui le opinioni sono diversificate. Sto alla larga anche perché è un momento dove non puoi approfittare della fisicità perché non sai cosa ti viene incontro. Evito però è vero anche che non mi hanno mai molestato, nel senso li eviti, stai alla larga e vedi cosa succede. Purtroppo è un malanno di questi tempi. A monte ci sono delle disuguaglianze sociali, delle situazioni che non vengono affrontate, che non vengono gestite, quindi non è diciamo mettendo la polvere sotto il tappeto o controllando di più che il problema si risolve. Non abbiamo mai sentito questa sensazione di paura, sinceramente la viviamo abbastanza bene anche la notte. Sì, magari semplicemente la zona della stazione, ma come ogni città quella è un po' una zona che eviti durante certe ore. Perché la prima cosa che mi è stata detta, la baby gang di Treviso, però è tutto relativo, perché se uno viene da Chicago, da New York, le baby gang sono molto più impegnative, per cui non le troviamo molto problematiche dal nostro punto di vista. La politica con la candidatura a presidente della Regione del Veneto di Alberto Stefani della Lega, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, noi abbiamo dato la notizia 3 giorni fa, in esclusiva mondiale, nessun altro 3 giorni fa aveva parlato di lui come sicuro candidato e vediamo quali sono state le sue prime parole ieri sera.
Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno. Abbiamo davanti a noi sfide nuove ed importanti che dovremo affrontare con coraggio, determinazione ed energia, in continuità con la straordinaria amministrazione di Luca Zaia. Trascorrerò i prossimi giorni della campagna elettorale in tutte le piazze del Veneto, stringendo le mani ed incontrando quanti più veneti possibile. Lo farò mettendo al centro le necessità delle persone, l'ascolto e il dialogo anche nei confronti di chi non la pensa come me. Andiamo in diretta a Padova, dove c'è stato il primo confronto a distanza, questa volta tra Alberto Stefani e Giovanni Manildo, il candidato del centro-sinistra, che vedo in compagnia di Federico Fusetti. A te, Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, hai detto bene, e insomma il dato che posso aggiungere a quello che hai detto tu è che erano presenti più di 700 persone, quindi c'era proprio questa voglia di ascoltare i candidati. Giovanni Manildo presente, che saluto, ed era presente qui a Padova, mentre Alberto Stefani era in collegamento dalla Camera. Abbiamo colto qualche brevissimo frammento di questo confronto fra i due, poi lo commentiamo con Giovanni Manildo. Serve un grande cambio di passo, serve costruire un modello nuovo. Per costruire un modello nuovo è necessario usare gli istituti che vengono dati. Co-programmazione e co-progettazione sono un modo di monitorare i bisogni. La Regione ovviamente fa da regista e riesce a prendere le forze vive, le competenze, la conoscenza e le forze, le energie lavorative di un tessuto enorme che abbiamo in Veneto per fare rispondere in modo importante alle esigenze del sociale. Ritengo che la coprogrammazione sia un grande passo in avanti, perché vuol dire identificare quelle che sono le priorità, quelli che sono i criteri di intervento e poi si arriva a dire le risorse che devono essere allocate. Le professionalità hanno una competenza tecnica e specialistica maggiore che deve essere valorizzata anche economicamente e che ovviamente necessita di un regime speciale, di un regime particolare. Questo non significa che il volontariato non debba esistere o che gli operatori specializzati non debbano esistere, significa invece che devono ovviamente trovare la corretta sinergia, ma dobbiamo ovviamente tenere conto della professionalità di tutti i giorni, vive questa realtà e elargisce, conferisce la propria competenza tecnica specialistica. Oltre a questo credo sia assolutamente fondamentale ricordare il valore che questo ha, cioè il principio di sussidiarietà orizzontale che abbiamo prima sentito citare anche nel video è proprio questo, la capacità quindi di mettere in comune, mettere insieme, mettere in sinergia sia le associazioni di volontariato, sia gli operatori professionali, le istituzioni politiche. Primo confronto dunque tra Giovanni Manildo e Alberto Stefani. Chiedo a Giovanni Manildo innanzitutto di commentare un po' la scelta anche di Alberto Stefani come candidato presidente. La tempistica finalmente è arrivata, una scelta che ha avuto dei tempi romani molto lunghi. Finalmente è finita la mia situazione surreale di oltre 90 giorni di campagna elettorale da solo, quindi siccome la politica è confronto dialettico sono molto felice che sia arrivata questa scelta. Qualche dubbio diciamo sul fatto che comunque sia stata una candidatura che non è arrivata dal territorio? Ma dubbio, è una constatazione, è chiaramente stata una liturgia politica di successione di potere ed è manifesto a tutti che è stata fatta col bilancino di concessioni reciproche tra i due partiti di maggioranza. Avete parlato di sanità venendo a oggi e di sociale soprattutto, temi delicatissimi sui quali probabilmente verterà questa campagna elettorale. Lei ha richiamato l'assessorato alla partecipazione che aveva già sperimentato da sindaco di Treviso, Stefani ha parlato invece di un assessorato al sociale, quindi specifico. Sì, intanto parto dalla constatazione che 700 persone che parlano di sociale, che indicano un'agenda 2025-2030 per i servizi alla persona, indicano un ruolo del terzo settore, del volontariato, è una cosa eccezionale. È bello iniziare a far politica così, partendo da bisogni reali, con la voglia di partecipazione e di condivisione dei destini della regione. Quindi penso che in un momento in cui la regione volta pagina dopo 30 anni di centrodestra, 15 anni del presidente Zaia, io ho sempre detto passiamo dal Veneto di uno al Veneto di tutti, attento alle esigenze e ai bisogni
bisogni di ognuno. Questo Veneto di tutti lo dobbiamo vestire in una misura concreta, l'assessorato alla partecipazione è questo, cioè avere una condivisione, una capacità di cessione di potere, di sovranità, di condivisione con portatori di interesse qualificati come quelli di oggi, un tavolo unitario con cui partendo da una mappatura dei bisogni si pensa anche a una coprogrammazione, una cogestione, coprogettazione di quelli che sono i servizi sociali, i servizi alla persona. Penso che questa sia veramente la strada per costruire un Veneto diverso che guarda ai bisogni e alle richieste di tutti. Si è parlato di soldi, la politica oggi ha parlato di soldi, anche lei lo ha fatto e ha detto sul piatto ne metterò quelli che servono. Abbiamo parlato di soldi perché c'è un gap della scorsa gestione per cui per i servizi alla persona gestiti dal terzo settore mancano 30 milioni di euro che mi sono impegnato a trovare nel bilancio con una spending review oculata e con il fatto che questa deve essere veramente una priorità di allocazione delle risorse e quindi abbiamo parlato impegnandoci che sarà importante trovare risorse per garantire il soddisfacimento di questi bisogni e la tenuta di un pilastro sociale che è il mondo del terzo settore e del volontariato. Ultima cosa, più di 700 persone, abbiamo detto un segnale importante, i confronti i cittadini li vogliono tra di voi, è il primo, quello di oggi è stato il primo di una lunga serie, secondo lei ci sarà ancora? Sicuramente, per me la politica è confronto dialettico e sarò presente a tutti quelli che verranno organizzati, ritengo che sia un modo per procedere in modo corretto per una buona politica, con proposte concrete, con proposte che vanno incontro alle esigenze quotidiane dei veneti e penso che l'attenzione e la partecipazione di oggi dimostri proprio che la strada del confronto è la strada assolutamente giusta da percorrere. Direttore, aggiungiamo che oggi è stato un confronto davvero all'insegna del fair play, ma erano anche i contenuti probabilmente che richiamavano un comportamento del genere da parte dei due candidati. Direi che è tutto da Padova, io e Andrea Benetti ti restituiamo la linea. Grazie molto Federico Fusetti, Andrea Benetti, ovviamente al candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manido. Noi siamo sempre disponibilissimi a qualsiasi confronto televisivo. Il confronto tra Kennedy e Nixon insegnò quanto conta la televisione, il dibattito televisivo e quindi aspettiamo i due candidati presidenti in qualsiasi momento. Ieri un post in cui Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia, esprimeva amarezza per la mancata scelta di un candidato presidente di Fratelli d'Italia, resta l'amaro in bocca, aveva scritto, ma da Alberto Stefani, il mio più grande in bocca al lupo, saremo, diceva De Carlo, ovviamente compatti nel sostenere tutto il centrodestra alle prossime elezioni del 23 e 24 novembre. Sentiamo le parole di De Carlo in una dichiarazione di questa mattina. Auguro buon lavoro ad Alberto Stefani, scelto per rappresentare il centrodestra. Certo, per Fratelli d'Italia resta il rammarico, stante i risultati ottenuti negli ultimi anni e un ormai consolidato radicamento sul territorio che ci avrebbe consentito di mettere in campo persone serie, preparate ed autorevoli. Ma si sa, i partiti guida hanno responsabilità che vanno oltre i propri numeri. Tra queste c'è proprio quella di tenere compatta la coalizione e di farlo nell'esclusivo interesse dei veneti. E il mio amico Alberto infatti non sarà solo né in campagna elettorale, ma soprattutto non sarà solo una volta vinte le elezioni. Fratelli d'Italia infatti sarà al suo fianco, occupandosi di temi che i veneti hanno dimostrato di ritenere strategici. Questo è Luca De Carlo, quindi la compattezza del centrodestra in vista delle prossime elezioni dopo i contrasti che ci sono stati tra alleati che abbiamo anche raccontato qui a Focus. Torniamo alla cronaca, purtroppo agli incidenti stradali. Una ragazza di 17 anni è stata falciata da un'auto nell'Udinese mentre stava attraversando le strisce. Andiamo a Precenicco da Omar Costantini. A te Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Siamo proprio nel punto in cui è terminato il volo della povera Alice Morsanutto, 17 anni. La ragazzina stava lungo la ciclabile, stava raggiungendo la pensilina che si trova a circa un centinaio di metri da dove noi ci troviamo. Da lì avrebbe preso la corriera per raggiungere Udine, in particolare l'istituto Sello dove la ragazza studiava. Una ragazza solare, una ragazza
partecipativa per quanto riguarda anche le attività della comunità di Precenico, non solo. Tra l'altro la famiglia originaria di Pertegada, che è una frazione di Latisana, si era trasferita qui proprio dove ci troviamo noi, a pochi passi, in una zona aperta campagna, a pochi passi anche dal centro abitato di Precenico. Dicevamo, erano circa le 6:30 del mattino quando è venuta la tragedia. La ragazzina stava attraversando la strada, come detto, per raggiungere la pensilina, da dove avrebbe poi preso la corriera per raggiungere Udine, quando all'improvviso un furgone condotto da un 35enne residente a San Giorgio di Nogaro arrivava dalla statale 14 per dirigersi verso Precenico. Sta di fatto che insomma si è creato quel famoso mix dove purtroppo in pochi istanti si è consumata la tragedia. Come potete, ringrazio anche Alessandro Fiermonte, vedete che sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Va detto anche per dovere di cronaca che lo stesso investitore si è subito fermato per cercare di sincerarsi della situazione di salute della ragazzina, però seppur celeri i soccorsi, la ragazzina purtroppo non ce l'ha fatta. I primi tra l'altro ad arrivare, appena si sono udite le sirene delle ambulanze, dei vigili del fuoco e soprattutto l'elisoccorso, che ha atterrato proprio davanti alla villetta della casa dove abitava Alice. Prima di intervenire è stato il papà e poi anche la mamma, e possiamo solo immaginare cosa possa aver visto in quel lago di sangue, quello che restava insomma purtroppo della ragazzina. Una giovane vita che si è spezzata in pochi istanti. La famiglia Morsanuto era una famiglia molto conosciuta nella zona, tra l'altro il fratello gemello che pochi istanti prima aveva preso la corriera anche lui per raggiungere l'istituto dove studia, impegnato nella banda. Anche Alice era una ragazza che aveva anche lei partecipato alla banda del paese, però comunque insomma la tragedia in pochi istanti ha fatto il giro del paese e non solo, una comunità intera in lutto. Io lancerei la testimonianza che abbiamo raccolto pochi minuti fa e dopodiché la linea torna al direttore Luigi Bacciali. Dal Friuli è tutto, a voi la linea. E ancora in come mai? Comunque hai visto la frutta stamattina, sì. Quando l'hai veduto dentiare lì era... Avete sentito l'impatto, il botto? No, io ero appena venuto giù che stavo sopra, no, a dormire. Sono venuto giù, ho aperto la finestra e vedo lampeggiante, l'ambulanza. Vedo che si ferma, ho detto si è preso male a qualcuno, ho pensato, no? E invece io sono venuto fino sul portone perché il cane abbaiava, no? E ho visto che si è fermata lì e sono andato fuori e ho visto qualcuno intero, perché era anche qua mio genero. Ho detto ma come non è andato ancora al lavoro? Perché lui lavora in comune a Lignano, no? Purtroppo ha visto quello che non si immaginava. Sì. Conosceva la povera ragazza? La vedevo ogni mattina. Che ricordo ha di lei? Io ho ricordi di lei che la vedevo passare anche col cane, che passava, dopo la mattina andava a scuola con zaino, sempre di là, la pista ciclabile e la cabina, subito davanti alla cabina, e purtroppo questo qua, qui è una strada che non vanno a 50, nessuno non va a 50. Minimo qua 80, 100, 120, ci sono delle moto qua che passano, non solo le moto, anche le macchine, che non li arrivi neanche a vederle passare, di troppe velocità che hanno. Dico sempre, non troveranno una soluzione su questa strada, perché questa è la seconda strada che va a Lignano praticamente. Di estate purtroppo non si arriva neanche a attraversare la strada quasi, di estate, però si vede che va bene così. Fino a quando scappano i morti, dopo non succede niente comunque, perché penso che si scordano tutti di quello che è successo. Comunque la bambina stamattina ho detto questa qua è morta, perché ho trovato una scarpa nel giardino di là, una sul tetto là di sopra, sul tetto è andata a finirla. Come ha fatto andare? Quell'altro si è fermato più avanti, io non sono frenato, non ci sono, o che è passato sopra, io non l'ho visto, non ho visto niente, però si pensano o che ha fatto retromarcia e dopo si è spostato in là, non è scappato perché era qua, mi dicono che lui è di Palazzolo, non so se è vero, se non è vero, questo non so, perciò
con quella ragazza, 17 anni. Grazie. È un dolore perché ho un nipote anch'io di 14 che attraversa sempre qua, gli diciamo sempre, no? Stai attento quando attraversi, stai attento. Ma le 6 mesi è già un po' di luce, non è che non c'è luce. E poi abbiamo un lampione sopra anche, che subito qua, lampione. E dopo ce n'è un'altra luce qua sopra, un'altra luce. Perciò io ho questo qua, aveva il telefonino, non so, non riesco a capirlo come ha fatto. Comunque c'era luce stamattina? Porca, le luci stanno fino alle 6 mesi, fino alle 7 accese, le luci. Perciò era già luce. Ma si ricorda esattamente a che ora è successo? Io sono venuto giù alle 6:30. 6:30 era appena successo, poco, 5 minuti prima, penso. 5-10 minuti, massimo. Ti dico che l'ambulanza della Tisana che è arrivata fino a qua, io l'ho visto davanti qua, appena aperto le finestre. Perciò era appena successo. Dopo sono andato vicino, gli ho chiesto il mio genero lì, ho detto alla ragazza che abita lì. Purtroppo è grave, avevano me come mia nipote. L'ennesima tragedia sulle strade, grazie a Omar Costantini, il nostro inviato, l'operatore Michele Zanette, ed è morto all'ospedale di Udine dove si trovava ricoverato Stefano Paganello, 51 anni, di San Michele al Tagliamento. L'uomo in sella al suo scooter il 4 settembre scorso era rimasto coinvolto in un drammatico scontro a Pocenia, collidendo contro un furgone. Intubato e trasportato d'urgenza in volo a Udine, si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nella serata di martedì il suo cuore ha smesso di battere. Paganello lascia la moglie Gloria e la piccola Camilla. Torniamo in Veneto. Dopo ore di ricerca è stato trovato senza vita il 24enne di Stra, scomparso da casa lunedì sera. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia. Dopo quasi 48 ore di ricerche è stato trovato senza vita all'interno di un capannone tra Stra e Vigonza il 24enne scomparso da lunedì sera. Accanto al corpo il cellulare ormai spento che in questi giorni non ha mai trovato risposta alle innumerevoli chiamate. Dalla sera della scomparsa, dall'abitazione di Stra in cui viveva con la mamma, la famiglia ha diramato un volantino descrivendo cosa indossasse l'ultima volta che è uscito di casa, senza tra l'altro portare con sé il portafoglio. È iniziato un tantan sui social per ritrovare il 24enne, mentre nel frattempo si sono mobilitate le ricerche, anche con l'utilizzo di droni e unità specializzate nel piano per la ricerca di persone scomparse. Carabinieri, vigili del fuoco, squadre da Mira, Mestre e Padova hanno scandagliato varie zone, da Stra a Fiesso fino a Vigonza, anche con l'elicottero. Poi la drammatica scoperta. Nessuna lettera, nessun sospetto tra gli amici che l'hanno visto l'ultima volta proprio lunedì sera. Sembrava tranquillo, dicono, così come conferma la ragazza con cui si vedeva da qualche tempo. Ora resta solo il dolore. Servizio di Ilaria Marchiori. Adesso andiamo a Marghera dove chiude, va verso la chiusura un'azienda del petrolchimico, si prevedono licenziamenti per 51 lavoratori. Anna Maria Parisi, a te Anna. Sì, buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Ecco, è una notizia che lascia nello sgomento le 51 famiglie di Altum Glass qui in via della Chimica al petrolchimico di Porto Marghera del gruppo americano Trinseo dal 2021. Quindi la ditta che vede i lavoratori impiegati nella produzione di componenti per il plexiglass, la decisione motivata con l'alto costo dell'energia e della produzione in Italia, che permetterebbe, se questi 51 lavoratori dovessero essere lasciati a casa purtroppo, permetterebbe, dicevo, all'azienda di risparmiare ben 20 milioni di euro. 20 milioni di euro che verrebbero risparmiati anche con la decisione presa in contemporanea per l'altro stabilimento, quello di Ro, dove verrebbero lasciate a casa altre famiglie. Decisione naturalmente che ha gettato nello sgomento
stabilimento questi lavoratori, come è comprensibile che sia, con i sindacati, con Filmtelm, GGL, Femca Cisle e Wiltec Will, che annunciano battaglia e chiedono l'intervento del governo. Con Tommaso Migot, direttore, poco fa noi eravamo riusciti ad entrare, visto che non ci sono al varco le guardie, all'interno dello stabilimento, meglio all'ingresso per essere precisi, dello stabilimento numero 4, però dopo poco siamo stati gentilmente accompagnati all'esterno, dove ci troviamo adesso con Tommaso Migot per la parte tecnica, ovvero all'ingresso numero 9. C'era stato detto che con molta probabilità forse ci avrebbe raggiunto qualche dirigente dell'azienda, ma come vedi sono in compagnia di me stessa oltre che di Tommaso, e quindi non ci ha raggiunti al momento nessuno. Nel pomeriggio si renderà disponibile un rappresentante della CGIL, così sapremo nel dettaglio a che punto è la vertenza sindacale. Per il momento qui dal Petrolchimico, da Via della Chimica 5 è tutto. Ti restituisco la linea con la parte tecnica di Tommaso Migot, direttore. Grazie Anna Maria, grazie Anna Maria Parisi e Tommaso Migot. E adesso vediamo, a proposito di cronaca sindacale, lo sciopero proclamato dai musicisti della Fenice in occasione della prima del WOZEC del 17 ottobre. Al posto della rappresentazione un'assemblea pubblica è il risultato di un incontro-scontro tra sindacati, il sindaco Brugnaro e le parti in causa per la vicenda della direttrice nominata dal sovrintendente Beatrice Venezzi, che gli orchestrali e una parte degli abbonati non vogliono. Sentiamo. Abbiamo deciso quello che purtroppo era un po' nell'aria, quindi è confermato lo sciopero per la prima del WOZEC, perché nonostante la buona volontà del sindaco, che ha cercato in qualche modo di convincerci della bontà della decisione presa rispetto alla nomina del direttore musicale, però a precisa richiesta nostra, come che peraltro è nota da tempo, cioè la revoca della stessa nomina, il sovrintendente e il sindaco e anche il sovrintendente non hanno dato disponibilità a questa nostra richiesta. Insomma. Hanno detto che siete anche un po' sessisti, che non capite qual è il valore aggiunto della Venezzi, che è giovane, che porterebbe un sacco di persone nuove, che le persone che hanno disdetto verranno sicuramente rimpiazzate subito. Ma su queste cose qua io credo che comprendo che da una certa parte si tenti in tutti i modi di vendere bene il prodotto, no? Sessisti, questa cosa ci fa molto ridere, perché teniamo presente che metà dell'orchestra è composta da donne e abbiamo lavorato spesso con donne direttrici d'orchestra giovani, fulmini di guerra, devo dire, artiste veramente di altissimo livello. Questi sindacati e invece i vertici della Fenice continuano a fare quadrato attorno al maestro Beatrice Venezzi. Sentiamo. Persona che ho incontrato e a cui ho dato la massima solidarietà, perché non si è mai visto un attacco anche personale, e ho detto all'orchestra: vi capisco perché vi sentite traditi, perché la parola detta fuori posto va bene, è stata fatta, la ragazza però va tutelata perché è una grande professionista. Nel corso dell'incontro ci hanno detto i sindacati che è stato anche affrontato il curriculum del maestro Venezzi, e da questo punto di vista le opinioni sono rimaste distanti, oppure lei l'ha preso? È difficile convincere le persone sui curricula c'è ciascuno ha la sua idea e la cosa. Il curriculum del maestro Venezzi secondo me è un curriculum ottimo, considerando che è una giovane artista che ha 35 anni. Che idea si è fatto delle contestazioni che le vengono mosse? Sono strumentali? Per carità, sicuramente ci sono delle componenti extra musicali, questo è inequivocabile, non sono io a sostenerlo. È evidente che la sua posizione, intanto già politicamente, perché ha espresso un giudizio, poi il fatto che sia donna, secondo me c'è un certo sessismo. È una vicenda incredibile. I vertici di un ente pubblico o anche di un'azienda privata nominano
un amministratore delegato, un direttore d'orchestra, e c'è la rivolta. La rivolta non si sa in base a quali motivi, se davvero si ritiene che la maestro Venezzi sia un incapace, mettiamola alla prova. Fateci vedere la prima del Wozzeck e sentiamo se tutto va bene, se viene boicottata, per esempio, se viene ostacolata nel suo lavoro, o se le lasciano fare un mestiere che sta facendo in tutto il mondo da diversi anni. Chiudiamo questa prima parte di Focus TG con un'altra notizia riguardante incidenti stradali. Purtroppo un'infermiera travolta mentre fa jogging a Portogruaro è in prognosi riservata. La donna, 57 anni, di Concordia, è stata centrata da un'auto alle 6:30 di questa mattina nella zona di Viale Venezia, ha riportato gravi traumi. È una serie di incidenti interminabili, una strage sull'asfalto. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Tragico epilogo per le ricerche di Paolo Foppa, l'alpinista bellunese disperso dalla serata di ieri, la cui salma senza vita è stata rinvenuta dai soccorritori. Un biglietto lasciato sul tavolo con le indicazioni dell'itinerario, come è da prassi per gli alpinisti che si avventurano in solitaria. È partita da lì la macchina dei soccorsi, allertata martedì sera attorno alle 22:30 dai familiari di Paolo Foppa, bellunese di 65 anni, preoccupati dal suo mancato rientro a casa e dal telefono che squillava a vuoto. Il corpo dell'uomo, esperto conoscitore e amante della montagna remota e selvaggia, è stato rinvenuto attorno alle 9:30 del mattino dai soccorritori in un canale del versante sud delle Cime dei Bachet, nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in comune di Longarone. Partito dalla Val del Grisol, l'uomo stava tentando una traversata dal rifugio Pian de Fontana verso il rifugio Pramperet, passando per i viaz, espressione dialettale che identifica i percorsi tracciati dagli animali, spesso esposti ed insidiosi, ed è lì dove probabilmente a causa di una scivolata è precipitato per un centinaio di metri. Imponente la movimentazione interforze dei soccorritori attivi per tutta la notte tra Soccorso Alpino di Belluno, dove il nipote Riccardo ricopre il ruolo di vice capostazione, dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che con l'ausilio dell'elicottero dotato di strumentazione per il rilevamento del segnale telefonico è riuscito a individuare la salma attorno ai 1900 metri di quota. Servizio di Stefano Bozzi, andiamo a Trieste, inchiesta una bomber, la super perizia con i DNA non corrispondenti agli 11 indagati. E noi abbiamo sentito l'ex procuratore di Trieste Antonio De Nicolo che riaprì l'indagine sull'attentatore in procinto di essere archiviata. Quell'inchiesta, afferma, andava fatta. Antonio De Nicolo, procuratore della Repubblica di Trieste fino allo scorso anno, ora in pensione, riaprì le indagini su una bomber. Indagini che vanno verso un'archiviazione, dopo quella del 2009, non essendovi corrispondenza con il profilo genetico degli 11 indagati e di altre 39 persone. De Nicolo in questi giorni si è detto amareggiato, ma non per questo disposto a rivedere il proprio operato, anzi lo rivendica. Nel momento in cui un magistrato della Procura della Repubblica inizia un'indagine non sa dove porterà, non sa se porterà qualcosa di positivo oppure no. Si fa l'indagine per questo. È un dovere funzionale degli uffici inquirenti quello di aprire le indagini cercando di arrivare a qualcosa di positivo, ma senza selezionare in anticipo quelli in cui è prevedibile si arriverà a un risultato positivo e quelli in cui invece potrebbe anche accadere di non arrivare al suo risultato. Sarebbe una follia in un regime di azione penale obbligatoria quale abbiamo noi in Italia. Più nello specifico, De Nicolo motiva così la propria decisione. Mi sono limitato a prendere atto di una richiesta che proveniva da 2 persone offese di riapertura delle indagini, mi sono limitato a considerare che in effetti i progressi della scienza, in particolare della genetica, potrebbero portare qualche risultato nuovo e quindi d'intesa con il collega Federico Frezza, che era stato il magistrato che aveva qualche anno prima archiviato
terminato l'indagine, decidemmo di riaprirla. L'ex procuratore poi così riassume il caso Zornitta, apertosi all'interno della vicenda. C'è stato chiaramente poi un approfondimento riguardo un unico indagato, che però poi è stato posto nel nulla dalla condotta assolutamente scriteriata di un appartenente alle forze dell'ordine che ha alterato un reperto. A questo punto, diciamo, questa condotta qui, una volta scoperta, ha posto la parola fine all'acquisizione di prove nei confronti di quell'unico indagato. Questa infine è la considerazione di Antonio De Nicolo su una bomber, l'attentatore capace di tenere in scacco Veneto e Friuli dal 1994 al 2007, con 34 colpi messi a segno. È un fatto molto grave di terrorismo, anche questo purtroppo non si è accertato se si tratta di una sola persona o, come potrebbe essere forse più probabile per certi aspetti, almeno di 2 persone. È davvero una mazzata questa notizia di un'inchiesta che va verso l'archiviazione, soprattutto per le vittime dell'attentatore. L'avvocato Serena Gasperini, che assiste Francesca Girardi, che in uno degli attentati ha perso una mano ed un occhio, dice che non ci aspettavamo questo risultato negativo, ma non deve finire qui. Sentiamo. Una bomber rimane un mistero, nessun volto, nessun nome, l'inchiesta va verso l'archiviazione, nessun DNA corrisponde agli 11 indagati, un colpo per le vittime del bombarolo, fra loro Francesca Girardi che all'età di 9 anni ha perso in uno degli attentati un occhio ed una mano. È sconfortata, la prima cosa che mi ha detto, mi ha chiesto se si poteva fare altro, se c'era qualcos'altro da fare. A parlare il legale di Francesca, l'avvocato Serena Gasparini. Sono passati tantissimi anni, stiamo parlando di 20 anni e certamente per le persone offese è fondamentale. È fondamentale capire chi è stato o chi sono stati coloro che hanno deciso di cambiare il percorso della loro vita, perché i danni che sono stati arrecati hanno portato, e parlo anche di Francesca, della mia assistita, comunque a dover rimodulare la propria vita, quindi avere chiaro o sapere chi è stato per la vittima è importante, è un modo anche per mettere un punto definitivo a questo evento terribile. La perizia, spiega l'avvocato, verrà depositata nelle prossime ore e avremo modo con il nostro consulente di leggerla nel dettaglio. Se riterremo che ci siano degli elementi da poter approfondire, saremo i primi a sollecitare la procura. Un DNA c'è. È emerso da 2 formazioni pelifere un DNA maschile uguale, quindi abbiamo 2 formazioni pelifere e un soggetto appunto dal quale è estratto il DNA che è lo stesso, quindi diciamo che il dato è comunque importante. Ora dalla perizia capiremo queste 2 formazioni pelifere se erano sullo stesso reperto, se erano in reperti diversi. Questo comprendete benissimo quanto sia importante, se sia nello stesso, se sia già in 2 diversi, è molto rilevante. Avremo così un'idea più chiara per valutare se sarà possibile attribuire questo DNA ad un altro soggetto. Certo, siamo di fronte, non vorrei, insomma, ignoto 2, insomma, l'ignoto 1 lo conosciamo dalle cronache, bisognerebbe prendere il DNA di tutta la popolazione italiana e cercare di fare il match, cosa che sarà impossibile. Questa cosa è stata un'impresa fatta con Iara, non credo sarà ripetuta mai nella storia, però insomma questo è per dirvi in che difficoltà si troverà anche la procura, cioè non è un accertamento sicuramente facile e immediato. Magari non di tutta la popolazione italiana, ma della popolazione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. È stata fatta questa operazione per incastrare Bossetti, si potrebbe fare altrettanto, perché l'inchiesta non deve finire, questo Una Bomber deve avere un volto prima o poi. Sta per scadere il termine per la presentazione dei ricorsi in appello contro le sentenze di condanna per l'omicidio di Shinpei Tominaga. Siamo a Udine. L'avvocato di Samuele Battistella, condannato a 12 anni, annuncia che lo farà.
Ho letto le motivazioni, abbiamo deciso di interporre appello avverso la sentenza, ovviamente con riferimento al solo profilo della pena, perché il mio assistito non ha altri profili da contestare. Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza del processo per la morte di Shinpei Tominaga si avvicina la scadenza entro cui le parti potranno presentare ricorso. Stefano Arrigo, difensore di Samuele Battistella, condannato a 12 anni per omicidio preterintenzionale, ha annunciato che lo farà. Il primo aspetto è la pena di partenza, la pena base da cui il Tribunale, il giudice per l'udienza preliminare è partita, è stata una pena prossima al massimo, è partita da 17 anni, che è quasi il massimo della pena. A mio giudizio la pena di partenza è sbagliata. Il secondo profilo è la conferma di un aggravante sulla quale noi avevamo argomentato ritenendola insussistente, che è l'aggravante di futili motivi. Entro pochi giorni dovranno decidere anche le altre parti, compresa la procura, se fare ricorso oppure fermarsi alla decisione di primo grado del giudice per l'udienza preliminare. Il processo si è svolto con il rito abbreviato, che ha già consentito ai 3 imputati di beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Gli altri 2, Daniele Vedam ed Abdallah Jouma, hanno evitato la condanna per omicidio preterintenzionale in concorso morale, mentre sono stati riconosciuti colpevoli solo delle lesioni causate all'ucraino Alexander Petrov, aggredito dai 3 ragazzi di Conegliano davanti all'osteria da Teresina in via Sarpi, e Giuseppe Venturini, l'amico di Tominaga, intervenuto dopo il colpo mortale di Battistella al volto del giapponese nel buonissimo kebab di via delle Pelliccerie. Per entrambi la pena inflitta è di 2 anni di reclusione. Il giudice non ha ritenuto l'azione di Battistella sostenuta e rafforzata dal comportamento dei 2 amici. L'avvocato Guido Galletti, difensore di Abdallah Jouma, ha riferito che non intende presentare appello, mentre Tino Maccarrone, che difende Daniele Vedam, non lo esclude e riferisce che una decisione verrà presa nei prossimi giorni. Nessuna decisione per ora resa nota dalla procura, da cui dipende anche la parte civile, rappresentata dall'avvocato Alberto Tedeschi. Accordo in Egitto per mettere fine alla guerra tra Israele e Hamas, è una giornata storica, ha detto il presidente Donald Trump. Vediamo le immagini della piazza degli ostaggi, vedete in diretta sul quotidiano La Repubblica, l'attesa per la liberazione tra canti e abbracci. L'accordo riguarda proprio la scarcerazione dei 48 ostaggi israeliani, quelli rimasti in vita e quelli purtroppo che la vita l'hanno persa nei cunicoli di Hamas, e la liberazione anche di migliaia di detenuti palestinesi. E intanto, proprio mentre si attende la liberazione degli ostaggi, attivisti pro-PAL continuano ad essere accampati a Vicenza in Piazza Biade. Per noi ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina, che hanno sentito i negozianti della zona. Proprio nelle giornate decisive in cui si discute del futuro di Gaza e delle trattative di pace, qui a Vicenza, in Piazza Biade, continua il presidio fisso, quello che è stato definito l'acampada da parte degli attivisti. Oltre al fattore politico, anche i commercianti chiedono il perché e chiedono che si possa fare qualcosa. Sì, intanto si deve togliere, perché dà un'immagine alla nostra città che non è un biglietto da visita che noi vogliamo. Abbiamo in tutti i modi cercato di ripulire l'immagine, poi arriva questa accampata che sinceramente no. E poi c'è un altro problema, ci sono i plateatici dei bar lì, cioè che immagine hanno, il lavoro che viene disturbato da queste immagini per i nostri clienti. Uno che è seduto in Piazza Biade, che guarda la Basilica Palladiana, si gira a sinistra e vede un campeggio. Ma non è questo che noi vogliamo per la nostra città. Queste cose, per carità, protestare è giusto, è un diritto, però le proteste vanno fatte anche con un po' di intelligenza, non distruggere un'immagine di una città, il lavoro anche di noi commercianti, perché oggi sì, domani no c'è una protesta, anche noi ci rimettiamo. Il centro storico non nasce per far proteste, nasce per lavorare e far vivere la città ai cittadini e ai tanti turisti che quest'anno abbiamo avuto. Cosa portano loro a casa nelle loro città?
città, a Vicenza ha questo, a Vicenza c'è questo, no? Devono portare una bella immagine della nostra città, non una brutta immagine. Ecco, sono qui con altri commercianti, anche lei condivide questo danno di immagine secondo lei? Certamente, anche perché come ha detto la signora Sonia, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e quindi i negozianti sono costretti quasi a chiudere perché non entra più nessuno viene in centro quando ci sono le manifestazioni e credo sia un danno un po' per tutti. Lei prima faceva riferimento non solo al danno di immagine ma alla creazione di un precedente, quello del accamparsi in pieno centro storico. Sì, perché questo dopo porta un precedente che porta ad altre situazioni che possono essere anche peggiori di queste, possono anche alcune persone prenderne spunto per azioni che non vanno bene. Noi abbiamo creato un tavolo per aiutare Vicenza, per creare degli eventi, per aiutare anche noi stessi, però questo di certo non aiuta noi stessi. E se dobbiamo protestare per tutte le guerre che ci sono nel mondo, non per una. Ecco, questa l'opinione dei commercianti, l'avete sentito, da Vicenza è tutto. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina. Andiamo a Udine dove c'è l'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in vista della partita Italia-Israele in programma martedì prossimo al Blue Energy Stadium. Previsti almeno 10.000 manifestanti pro-Palestina in centro. La risposta al botteghino per la partita al momento è un flop. Francesco Pezzella. È stato individuato il dispositivo di prevenzione per fronteggiare i due eventi sostanzialmente, perché dobbiamo organizzare un servizio di prevenzione allo stadio e quello è stato predisposto, è un servizio di prevenzione per quanto riguarda la manifestazione che ci sarà nel centro di Udine. È iniziato il conto alla rovescia per l'attesa partita Italia-Israele. Per attesa non ci riferiamo certo solo al fatto che è fondamentale per il cammino della nostra nazionale verso i mondiali. Le tensioni internazionali che la accompagnano, come più del precedente, nel 2024, danno all'appuntamento una connotazione di evento a rischio ordine pubblico. E pro-Palestina, che anche oggi hanno manifestato fuori dalla sede della prefettura, sono pronti di nuovo a scendere in piazza. Gli organizzatori parlano di 10.000 persone, ho sentito dire. Noi abbiamo notizie comunque di ordini di grandezza abbastanza elevati. È previsto che rimanga in centro la manifestazione organizzata, questo corteo per rimanere in centro? Il corteo è un corteo che è stato preavvisato al questore, come dice la norma, e si snoderà in un determinato percorso nel centro storico e quello è il percorso, cioè non è previsto altro. Tante le restrizioni che renderanno per alcuni giorni la città blindata e super sorvegliata. L'ordinanza comprenderà tutto, dalla viabilità alle disposizioni per commercianti ed esercenti, per esempio sul divieto di somministrare bevande in bicchieri di vetro. Sostanzialmente riproponiamo le stesse misure di sicurezza allo stadio e le manifestazioni hanno un dispositivo di prevenzione che è adeguato al numero di manifestanti. I prossimi passaggi saranno un incontro tecnico in questura previsto per venerdì, dopodiché verranno rese note le modalità di gestione. L'accesso allo stadio Blue Energy sarà super controllato e non solo il giorno della partita. Il dispositivo sarà attivo dalla giornata del 14, tutta la giornata del 14, con diverse, quello relativo alla manifestazione, perché teniamo presente che il dispositivo di prevenzione e sicurezza comincerà nei giorni precedenti. Una notizia arrivata poco fa per il caso Al-Masri, il boia libico che era stato arrestato in Italia, era stato poi in grado di ritornare in Libia con un aereo di Stato. La Camera ha salvato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il Sottosegretario Mantovano dal processo. Giorgia Meloni presente in aula per blindare i suoi ministri. Pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Torniamo subito. Grazie.
Presidente Luca Zaia questa mattina a Marghera per l'inaugurazione dei nuovi treni con le grafiche del leone marciano. Centrale, un po' più centrale verso di qui. No, ma se tu mi fai la domanda io ti guardo. Lei parlava di 90. No, aspetta che lo stai impallando. No, tu stai dritto che se lui si piazza. Giusto? Ma forse non è il caso, scusate, un secondo, che voi vi invertiate così tu sei più comodo e non stai sotto, no? Sì. Flotta di 93 treni. Ha espresso parole anche sul personale riguardo le aggressioni. Ma guardi, io resto sempre dalla parte del personale. Vediamo dei video che sono raccapriccianti di personaggi, per definirli personaggi, per non usare parolacce, che aggrediscono il nostro personale a bordo, personaggi che non vogliono pagare il biglietto, personaggi che sono molto offensivi. Ecco, io direi che bisogna inasprire le pene e ripulire i treni, iniziare dai treni, perché i treni sono sacri, sono il trasporto pubblico che noi vogliamo in ordine, li abbiamo tutti nuovi ed è giusto che si faccia pulizia. Non esiste che nei treni salgano persone che aggrediscono i controllori. Presidente, ufficializzata la candidatura di Stefani alla presidenza della Regione Veneto. Va bene, è stata accolta la nostra istanza, quindi Alberto Stefani sarà il nuovo candidato presidente e io gli darò una mano, è ovvio questo, e si farà bene nella linea della continuità e dopodiché è giusto che metta i ferri in acqua e cominci a lavorare. Allora, questo era il Presidente Zaia questa mattina all'inaugurazione dei treni nella stazione di Mestre. Chiudiamo con la protesta clamorosa dei residenti di 7K che non vogliono un'antenna telefonica a ridosso delle case e hanno bloccato nuovamente il cantiere. Daniele Garbin. Gli operai incaricati di erigere un'antenna telefonica in strada Paradiso a 7K si sono ripresentati verso le 8 per proseguire i lavori dopo essere stati bloccati dai residenti 2 settimane fa. Le finestre delle abitazioni a 15 metri dallo scavo sono però presidiate H24 dai cittadini. Nel giro di pochi istanti è scattato il tam tam nei social del Comitato Spontaneo che ha mobilitato gli interessati che nel giro di pochi minuti si sono precipitati nuovamente in strada. Risultato: cantiere nuovamente bloccato senza incidenti grazie anche all'intervento della polizia. I residenti non vogliono proprio si installate in questo punto un traliccio di quasi 30 metri d'altezza. Esisterebbero alternative e per questo annunciano battaglia. Domani un incontro in comune. Il sindaco non si fa mai vedere. Adesso mi hanno detto che è a Londra, ma com'è possibile che un sindaco non si dia da fare per un'antenna che ci sorge a 15 metri davanti alle case? Io metterei il sindaco qua, oppure l'antenna la metterei a casa sua. Abbiamo già chiesto un appuntamento e se entro venerdì non ci danno un appuntamento faremo un sit-in davanti al comune di Vicenza. C'è già la disponibilità da parte di un altro cittadino qui vicino, di un'area distante mi sembra 80 metri da qualsiasi abitazione che risolverebbe la questione dell'impianto e qui si eviterebbe anche di fare un impianto con colata di cemento in un punto che idraulicamente è molto problematico. Quando piove noi andiamo sempre sotto acqua, l'ultima volta 12 centimetri di acqua, abbiamo diviso la stradina che abbiamo cambiato le tubature perché hanno detto che era colpa nostra, adesso siamo allo stesso. Allora ci hanno consigliato di fare dei dossi. Secondo me è solo un problema di soldi che si mi diano da fare, perché non è giusto che noi abbiamo a 15 metri da una casa abitata un'antenna di 26 metri. Lei pensi che questa casa è alta 9 metri circa, no? Ecco, avere un'antenna di quelle proporzioni lì è assurdo. La zona non è ancora stata urbanizzata, ci sono ancora le fogne a cielo aperto qua, non c'è un marciapiede e adesso ci piazzano questa antenna, ma allora dove sono andati i nostri diritti di cittadini? Un disastro, perché antenna TAV a 100 metri, fosso che non vengono puliti, non vengono sistemati, un disastro con la nostra via Strada Paradiso. E a Padova è iniziato lo spostamento della statua del Gattamelata dal sagrato della Basilica di Sant'Antonio. Nei prossimi 2 anni verrà restaurata all'interno dell'ex museo diocesano di Piazzetta Colbe. Chi
Chissà se Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata, condottiero e capitano di Ventura vissuto tra il 1300 e il 1400, avrebbe mai immaginato che quasi 8 secoli dopo avrebbe compiuto un volo di 15 metri sopra il sagrato della Basilica di Sant'Antonio a Padova. È stato staccato il cavaliere del monumento equestre in bronzo realizzato dal Donatello tra il 1446 e il 1453 per essere portato all'ex museo diocesano ed essere restaurato. È un momento importante questo in cui si riprende in mano questo percorso di analisi, di restauro di questo monumento così importante. È chiaro che da parte nostra, dei frati della delegazione pontificia, innanzitutto c'è il grande ringraziamento alle fondazioni che con le loro risorse hanno reso possibile questa opportunità. Friends of Florence e Save Venice sono le 2 fondazioni che ci stanno aiutando. Il restauro durerà circa 2 anni, tempo in cui sarà anche possibile ammirare la statua da vicino. È un'operazione che è stata accuratamente e minuziosamente pianificata in questi ultimi mesi. È un'operazione sicuramente delicata, è la terza che avviene nel corso del Novecento, prima di quella effettuata durante la Prima Guerra Mondiale e la seconda in occasione del secondo conflitto. Dopo il cavaliere, che pesa circa 500 kg, verrà spostato anche il cavallo, che di chili ne pesa 2000. Contemporaneamente al restauro della statua, anche il basamento subirà un intervento di recupero. Del futuro posizionamento della statua ancora non c'è certezza, non è stato deciso se sul sagrato tornerà l'originale o si potrà ammirare una copia. Per l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, però la strada è segnata. Realizzare una copia e conferire a un costituendo museo di Donatello di fianco al santo l'opera di Donatello avrebbe un grandissimo valore anche in termini non solo di valorizzazione culturale, ma lo ripeto, di tutela e salvaguardia dell'opera. L'opera è a rischio. Gattamelata nel servizio di Francesco Rattai. Gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15: Alessio Albertini, Paolo Bonafè, Leopoldo Bottero, Gian Antonio Darè, Filippo Giacinti, Alessandro Manera, Eric Pasqualon e Massimo Venturato. È tutto per questa edizione di Focus TG. Grazie a Francesca Pezzo e a Marco Gagliazzo. Ci vediamo stasera. Arrivederci. Buona giornata. Buona giornata.